Venerdì 4 settembre 2020, ristorante Enoteca, Villa Nachini a Corno di Rosazzo, presenta la serata Paella e Sangria, a partire dalle 19:30, impepata di cozze. Paella e sangria, crema catalana, acqua e caffè. Il tutto a 35 euro. Solo su prenotazione allo 0432 75 57 33 oppure info@ristoranteinvilla.com. Potrai vivere una serata immerso nella splendida cornice che solo il ristorante Enoteca Villa Nachini a Corno di Rosazzo, in piazza 24 maggio, ti saprà offrire. Dico a te, sì, proprio a te, cosa aspetti? Alza la cornetta 0432 75 57 33 oppure invia una mail a info@ristoranteinvilla.com per la tua prenotazione. Paella, sangria, venerdì 4 settembre 2020 a partire dalle 19:30. DJ set Max B. Si è concluso questa mattina alle 5, dopo circa 12 ore di lavoro, l'intervento di recupero di una giovane escursionista tedesca di 27 anni, rimasta bloccata dal maltempo e dalla neve sulla cima del Mangart dopo aver risalito la ferrata degli sloveni. Dopo la prima fase di collaborazione tra squadre di soccorso italiane, la stazione di Cave del Predil del soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia e squadre slovene, quest'ultime hanno raggiunto nuovamente il rifugio Köka na Mangortu a 1900 metri. La richiesta di soccorso era partita alle 16:40, mentre imperversava il maltempo, calando la barella con la ragazza lungo la stessa via ferrata, dove i soccorritori italiani avevano predisposto altre calate supplementari e chiodi a espansione per assicurare la discesa ai colleghi. La salita delle squadre verso la cima era avvenuta invece in parte anche lungo la via normale, che corre in parte sul confine tra i due stati e in parte in territorio italiano. Questa mattina il capo stazione di Cave del Predil ha sentito il collega sloveno per assicurarsi del buon esito delle operazioni. La ragazza è stata ricoverata all'ospedale di Tolmino per ipotermia. Problemi alla circolazione ferroviaria questa mattina tra le 7 e le 10 lungo la tratta Gorizia Centrale Udine per la presenza di migranti irregolari che camminavano in fila indiana percorrendo il binario dispari di marcia verso la stazione del capoluogo friulano. Sono stati i macchinisti e gli utenti a segnalare la loro presenza agli addetti di Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana e Polfer. Da subito sono scattate le misure di emergenza. Alcuni treni regionali e regionali veloci, quest'ultimi che collegano Trieste Centrale a Venezia Santa Lucia via Udine Gorizia, sono stati fermati alle stazioni di Gorizia Centrale e San Giovanni a Natisone, accumulando ritardi registrati tra i 25 e 30 minuti. Tornando ai migranti, si tratta di afghani e pakistani, oltre una ventina, preso in carico dal personale della Polfer di Udine in attesa dell'avvio delle procedure relative al trasporto in via Chiusaforte per i tamponi Covid-19 e il successivo trasferimento ai centri di accoglienza predisposti in provincia di Udine. Altri rintracci, sempre nel capoluogo friulano al mattino, lungo via Lumignacco e a Basaldella di Campoformido. Venerdì 4 settembre 2020, ristorante Enoteca, Villa Nachini a Corno di Rosazzo, presenta la serata Paella e Sangria, a partire dalle 19:30, impepata di cozze. Paella e sangria, crema catalana, acqua e caffè. Il tutto a 35 euro. Solo su prenotazione allo 0432 75 57 33 oppure info@ristoranteinvilla.com. Potrai vivere una serata immerso nella splendida cornice che solo il ristorante Enoteca Villa Nachini a Corno di Rosazzo, in piazza 24 maggio, ti saprà offrire. Dico a te, sì, proprio a te, cosa aspetti? Alza la cornetta 0432 75 57 33 oppure invia una mail a info@ristoranteinvilla.com per la tua prenotazione. Paella, sangria, venerdì 4 settembre 2020 a partire dalle 19:30. DJ set Max B.